E wagyu! Ciao, benvenuti bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, nuova 24 ore su questo canale, sempre di cibo perché a noi piace mangiare. Non sono solo, con me oggi un ospite specialissimo a mangiare solo pasta per 24 ore. Sono a dieta. Come stai a dire, Mirko? Ma tu... Posso fare solo il pranzo con te, qualcosa di leggero. Vabbè, allora mi devo scegliere altri ospiti per dopo. Sì. Lasciate un bel mi piace se volete altre 24 ore sul canale, ovviamente consigliatemi quali altri cibi mangiare per 24 ore, iscrivetevi al canale perché è sempre gratis. Se vi iscrivete un piatto di pasta regalato da Giovanni. Fatto da chef Franco però. Allora non è regalato a te, scusa. E come clip del pranzo ho scelto... Vabbè, uno dei masti. Abbiamo scelto fresco, trattoria, pizzeria, qui al Vomero. Piazza Fuga o Piazza Figa? Figa. Signori, siamo dentro. Allora, in base a quello che prendi tu, poi prendi una cosa diversa io, facciamo la stessa cosa. Esatto, no, facciamo vedere più cose, sì. Allora ci sono gli spaghetti alla Nerano, ziti allo Scarparillo, duetto fresco, che praticamente sarebbe il cavallo di battaglia, no? I due cavalli di battaglia che sono sia Scarparillo che Nerano, nello stesso piatto. Gnocchetta alla sorrentina, pennetta alla siciliana, ravioli capresi, spaghetti al pomodoro fresco e basilico. La cosa più importante, la paga tu. Spaghetti alle vongole, linguine con scampi, linguine con gamberoni, scialatielle e frutti di Se mare. paghi tu allora prendi la cosa più costosa. No, Mirko. Sono indeciso tra ziti allo Scarparillo e spaghetti al pomodoro fresco perché fanno paura. Ma perché non puoi mangiarti la La Nerano no perché c'ha la caciotta all'interno. Quindi scusa, perché non puoi mangiare? Perché sono intollerante al lattosio, ragazzi. Però, da come avete visto dall'ultimo video, ci sono dei locali in cui posso mangiare anche la Nerano. Quello è un altro video. A few moments later. Ecco i nostri due piatti di pasta. Mamma mia, vai giù. È caduro. Cominciamo bene questo video, giù. Allora, ragazzi, c'è un odore su questo tavolo. Vai giù. Comunque prima o poi inventeranno, almeno per questi video qua, per YouTube, il fatto che si possa sentire l'odore. Io me lo auguro, però, cioè, com'è possibile? Proprio pensandoci. È impossibile. Cioè, ci dovrebbe stare uno strumento collegato al telefono di chi guarda. Deve catturare l'odore. Oppure non è che devi catturare per forza l'odore di quello che stai mangiando tu. Un odore generico di pasta e patate, pasta e piselli. Occhio, la creeremo noi. Buon appetito. È bello. No, Mirko. No, non posso, sono educato, ragazzi. Taglio clamoroso. Ma poi quanti grammi ci sono qua dentro? Ok, ma quanta persona hanno mangiato? Cioè, Mirko prima, off cam, ha detto una cosa. Questa cosa voglio. È sempre vera? Secondo me è sempre vera. Vai, spiegala. Allora, quando si tratta, questo si può chiamare un trick, che non si deve. Cioè, devi farlo quando devi mangiare la pasta. Quando devi mangiare la pasta, ma anche per i piatti normali, però la pasta secondo me è più importante. Quando venite a mangiare, ovviamente dipende pure quanti ne siete. Ma in questo caso siamo tre. Secondo me dovevamo prendere 3 piatti diversi, ma anche e soprattutto per la tipologia della pasta. Abbiamo ordinato 2 Nerano e uno spaghetto. Sì. In teoria, comunque la Nerano, anche se sono 2 piatti, comunque si fa nella stessa padella. Quindi può scappare il fatto che comunque venga divisa la pasta. E quindi probabilmente rispetto a un piatto diverso o con una pasta diversa, hai meno pasta. E invece qui no, c'è stato un problema. C'è stato un problema, quindi arriva separato il secondo piatto di Nerano e quindi io godo. Perché il cameriere aveva capito che era soltanto un piatto di Nerano. E quindi se mi vedo buono no, cioè io. Poi vediamo Jacopo, magari non ci portano nuovo piatto. Ragazzi mi spiace, la cucina è chiusa. Raga, comunque mi sto consolando. Come buono spaghetto con la pomarola fresca, non è poche cose. È No, proprio... fanno buono, già lo so, questo l'ho mangiato un sacco di volte fuori al mare. È proprio napoletano, capi come piace? È proprio la napoletanità portata a vasenico, a pomaro e poi veramente su piatti abbondanti. Tanto. Spettacolo. Quanta pasta mangerai oggi? Quanti grammi di pasta mangerai oggi? Abbastanza, tra l'altro non vi ho manco fatto vedere che ore sono le 15:02 e stiamo pranzando praticamente. Tra poco dovrò fare la clip del pomeriggio perché si fa anche lo spuntino e... La pasta. Ho la pasta. E come fa? Vabbè, vedrete, state connessi. Aspetta. Ovviamente ragazzi, dopo aver finito di mangiare... Gio, non è ovvio. Ah, non è ovvio. Che video è oggi? È solo pasta. Che stai mangiando? E ma pomarolo con pane, quindi non potrei. Non potresti. No, però dopo aver mangiato, no? Che Quindi, poi... allora quindi lo vogliamo comprendere in tutte le parti del video sta cosa? No, in tutte le parti no. Ah, ok, questa Anche qua. perché non credo che tutti i piatti Si di potrà pasta... fare sta cosa. Eh sì, si può fare sta cosa. A scarpetta, oggi. Cioè sta mannavo, non fai la scarpetta. In questo caso c'è la zucchina che si strugge sulla fetta di pane. Invece facciamo così. Vado a tamponare. Io tampono a pomarola. Guardate il risultato qual è. La scarpetta può rientrare nel patrimonio dell'UNESCO? Secondo me sì. Provatemi una persona che dopo aver mangiato lascia questo nel piatto e non si fa la scarpetta. Ragazzi, mentre finisco l'ultimo pezzo di pane, vi do appuntamento a oggi pomeriggio per lo spuntino di pasta. Ciao.
17:23, io nel frattempo sono a casa, mi sto un attimo riposando, ma in realtà neppure tanto, perché sono davanti al computer e sto un po' lavorando al video che voi già avrete visto, dei migliori posti a Napoli dove mangiare senza lattosio. Mi raccomando, se non lo avete visto, fatelo in questo momento e poi tornate su questo video, o fate il contrario, basta che vi bride, perché mi sto impegnando molto per portarvi tanti video settimanalmente, non solo di cibo ma anche di tante altre esperienze come ho fatto con il mercato del vintage. Quindi supportatemi, fatemi sapere ovviamente sempre con un mi piace se vi stanno piacendo i video. E io nel frattempo ho un certo languorino, ho un po' di fame sinceramente. Dopo questo ricco primo piatto che abbiamo fatto da fresco, farei un bello spuntino, ho una bella idea. Occhio signori! Buonasera, allora sto facendo una challenge per YouTube dove mangio soltanto pasta oggi. Avevo pensato di fare una cosa particolare per il pomeriggio, una frittata di pasta. L'unica cosa però sono intollerante al lattosio. Siete i numeri uno, sei un grande. Ragazzi, intolleranza al lattosio. Per questo spuntino Wagyu ho pensato la frittata di pasta, che a Napoli Wagyu è veramente una delle cose più buone che possa esistere. Oggi sono da Il Forno Panificio e Pizzetteria. Per i più attenti sapete che questa non è la prima volta che vengo qui, mi sono trovato molto bene la prima volta, ci sono ritornato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti in quale altro video siamo venuti qui. Ecco qui, Il Forno Panificio e Pizzetteria, siamo qui a Via Nuova detta Casoria. Oggi vediamo direttamente la preparazione in cucina. Esatto, siamo organizzati per accontentarti. Cominciamo a metterci un po' d'olio in pentola, la pasta già è cotta e è fatta raffreddare. Apriamo le nostre uova. Mi è mai capitato di fare la frittata senza lattosio? Certo, come no, è capitato. Infatti noi siamo organizzati con formaggi stagionati senza lattosio. I fermenti mangiano lo zucchero nel latte, quindi dopo 6 mesi già si può considerare senza lattosio. Ragazzi, oggi mi sento un privilegiato, sto proprio nella cucina a vedere come si prepara la frittata di pasta. Tra l'altro è una cosa pure diversa dalla solita, invece di mangiare la pasta, mangia la frittata di pasta. È più bello pure. È uno dei prodotti più richiesti pure qua. Sì, in Campania soprattutto la frittata è un must. Esatto. È da colazione, da cena, da pranzo, serve a qualsiasi cosa, a qualsiasi orario. Messo il formaggio. Preferisci rosso o bianca? Guarda, ti dico la verità, bianca. Ci aggiungiamo anche la nostra scamorza senza lattosio. Il pepe ne vuoi? Preferisco senza. Ok, allora giriamo. La cim classica, semplice. Sì. Ragazzi, da come state guardando da queste immagini, ovviamente in questo forno c'è qualsiasi cosa. Io non è che mi vado a prendere una delle più semplici, vado a prendere quella che c'entra con la challenge che sto facendo. Ma mi piace tutto il forno. Cioè, in questo momento mi piace tutto quello che ci sta in da vetrina. Però ragazzi, non posso, magari facciamo un'altra challenge e torneremo un'altra volta. Versiamo tutto il composto in pentola. ASMR, te? 12 seconds later. Siamo pronti, vieni, seguimi. La regina? Ed eccola qui. Dobbiamo soltanto mangiare, Francesco. Andiamo al taglio? Sì. Eccola qua, la regina. Amaranno Murz però pure tu, Vabbè. cioè partecipa a questa challenge. Ovviamente. Allora ragazzi, è arrivato il momento tanto atteso. Guardate qui, la faccio vedere bella sotto. Ancora fumante. Ancora fumante perché mo proprio l'abbiamo fatta, come avete visto, l'ha fatta per me. Cin. Vai. Sta pure di casa. Si sente tantissimo quel formaggio Sì, che ci hai messo senza lattosio. salato, è buono, saporito. Bello proprio. Ma poi è bella doppia, come vedete, pure la pasta. La tradizionale, insomma, una delle classiche frittate napoletane. Esatto, io la preferisco senza pepe. Ma non lo so. Come sono le persone? Solitamente un po' di pepe si mette, Vabbè. quanto basta. Buono. Tra l'altro so anche che siete stati selezionati nella guida del gambero rosso. Sì, Street Food 2026. Siamo arrivati da poco questa notizia e abbiamo questo onore di essere in quella guida lì. Io sono venuto prima del gambero rosso. Sì, già Ho da creduto prima del gambero rosso in questo tempo. È progetto. una guida che anticipa. Ma poi è bello perché cioè, di solito questa challenge mangio solo pasta per 24 ore, la fanno con i piatti di pasta. Ok. Io la sto facendo con i piatti di pasta, però per lo spuntino ho fatto una cosa Piatto particolare. street food, come quello che ci identifica. Non ve lo aspettavate ragazzi questo da me, senza lattosio pure. Oh, è buono, pure senza lattosio, è buono lo stesso. Ci stiamo impadronendo del mondo, noi senza lattosio. Buonasera signorina. Siamo comunque un zoo. Allora Andrea, stiamo facendo una 24 ore dove mangiamo solo pasta, quindi bisogna ordinare la pasta ovviamente. Bene. Chips confonduta. No, non va bene questa qua. Parmigiani melenzane, polpette e ragù. Oppure spaghetti nerano, scarpariello, ziti spezie della genovese, ziti spezzate all'ardiato, pasta e piselli, cacio e uova. Giovanni, pasta e piselli. Gli altri? Un po' di riso per me, onesto. E pasta e riso. Non è pasta, riso. Ma perché mica la fa pure la challenge? Sì, tutti insieme. Pure quando si mi dà mai piace la pellicano. Porco che volete, Dio a me non piace un cazzo. So che ci sta, onesto. Ma che fai? Perché il? Petto di pollo? Non c'è.
Vabbè, dai, a scarpariello. Pariello, dai. Allora per la brucio mazzi, che sto peperoncina in. Non me lo fotto proprio. Andrea? Io passo a piselli, Andrea solo piselli. Sai, c'è ne capilla a maratona. Che sono così indeciso, cacchio. Crocchettone di patate ripieno. Ma Andrea, non è un primo piatto. Crocchettone patate ripieno. Trovate il riso? Oh, no. C'ha una settimana. Questo lo mangio domani. Allora, aprilo, sentiamolo tu. Esci di morto, ma cadi. No, non è male. No, però c'è una settimana veramente staccato. Dentro al frigo da Quanto una rischia a settimana. mangiare una forchettata? Zero. Dai, bro, zero. No, Da 0 a 0. 10. Vai, conta. 1, 2, 3. 4. Perché se no non dicessi 7. Non puoi dire 1 perché pensi che io dica 1, quindi hai detto no. Che No, schifo. bro, no, Comunque no, sono la pietrificati questi. Ma puzza, non senti che puzza? Mamma, come si è scudato. No, Andrea, noi la fa accompagnare. Assurdo. Ma come vi riuscite da tutte e due 4? No, ma forse io cercando il posato, no? No, serio però, fai il serio. Guarda qua. E perché stai in frigo? Prendi pure il prosciutto. Pezzo serio. Senti il rumore? No, non è poco così, bro. No, bro. Devi prendere No, sta pure l'uovo. che No, fa no, male. no, 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 bro, mi fa male. Così, vai. Io così ero andato più un vino. Esagerato. Ha soltanto una settimana, che sarà mai? Hai scelto Andrea? Non ancora, adesso stiamo registrando a 6 minuti. Stiamo registrando. La lardiata di che sa? Di lardo. Che sa, lardiata, che spagna. Lardo è il grasso. La prendo. Come Andrea inizia a dieta? Dormo 2 ore e arrivo. 2 ore. E che ci mettono 2 ore per venire? Mi, dove ti prendi? Ma io ne assaggio la vostra pizza fa dieta. Ma la tua dieta in cosa consiste? Non mangiare. Mangiare quando dico io. Una dieta un po' particolare, cresciuto a terra. Possiamo ordinare a Luca della Rossa, chiediamo se fa la pasta. Ma quale Luca della Russa la pasta? Ma siamo fatti i panini. Salve! Ma ragazzi, ma c'è un odore dentro a questa busta clamorosa. Adesso vi faccio vedere un po' cosa abbiamo preso. Allora, innanzitutto ci sta il pane, Che tu penso. non puoi mangiare. Perché? Perché è solo pasta. Giusto. Però nella prima clip. Se no sei giocato nel bonus della prima clip. Mannaggia miseria, perché sto bello piatto di pasta e pasil. Vabbè, c'è il formaggio, però credo che sia quello stagionato. Che almeno qua sopra quale si mette. Sì, quello la stagionata. Spero. Poi abbiamo preso. Questo cos'è la genovese? Chi se la via la genovese? Tu? Sì, questa è mia. Ah, se pure trattata buona. Stava in offerta. Ziti alla genovese. Facciami. E poi ci sono i ziti alla lardiata. Scusa, i nonni non ci stanno. No, stanno solo i ziti. I ziti. Signori, dobbiamo soltanto mangiare. Ma vedo 3 bei piatti, E c'è un bel profumino qua sopra. E anche tanta fame. Raga, buon appetito. Buon appetito. Già sta mangiando chi stai? Tanto un bello duro però. No, devo dire la verità, veramente, dei bei odori tutti quanti. Che cos'è la genovese? Ma perché c'è una sborda? Ma non è. Te l'ho chiesto col cuore. Quanto l'hai pagato? Sempre uguale? O di più? Supplemento di 1,50 €. Ah. Bro, Andrea. Si gioca. Ma è tipo la miglior pasta e piselli che abbiamo mai mangiato in vita mia. Andrea, vai che ce ne intendiamo di piselli. Onestamente. Serio? Vero? È possibile. Oh, è buona. Ah, da 1 a 3 le voto. 3. 2. È buonissimo. È proprio bello. Io non mi fa paura. Veramente buonissimo. Voto 3. Allora, a me non ha difetti, voto 2. Io già l'ho detto, il mio voto 3. Ma che è buonissimo, veramente. Scià. Oh, sto controllando. L'unica cosa che mi sta frondeva se Nicola se ne aveva piatto. Perché aveva se Nicola. Nico, dai un assaggio a tutti e 3 i piatti. Vabbè, il mio già l'hai fatto. È più buono. Sì, vediamo qual è il migliore. Ma se mi spacci non sto chiamando, non mi ricordo. Stai dormendo? Sì. Wow. Buono questo. Ma io penso che nessuno vede malamente stasera. Sono buonissimi questi piatti. Jacopo? Vedi quello di Jacopo? È buono, dai. Ma fai una classifica, cioè come. Voto? Secondo posto deve essere per forza la pasta e piselli. Forse primo quello di Andrea, e terzo la genovese. Ho scelto bene il lardo. Quindi il lardo di cosa sa? Di colonnato. Mamma mia. Ragazzi, vorreste stare qui sotto? Dai, vi faccio anche in questa serata magica un morso sotto e sotto. Bella. Sono io onesto. Voi cosa preferite tra patatina alla paprika e patatina alla porchetta? Porchetta. Sì, giusto. Anche se alla fine mi fa impazzire solo il nome. Cosa preferisci da patatina alla paprika e patatina al peperoso e lime? Paprika. Sì, giusto. Comunque, veramente sorpreso in maniera positiva, Mitofono. Perché? Non lo decifro. Ma che sta della lardiata di altro? Non so. No, più che altro stai facendo una mano lardiata e una mano awallariata. Chissà però come sarà la wallariata. Ah, diciamo un attimo una cosa. Quanto costa ogni piatto? Così diamo un'altra informazione. Allora il mio... Costa
9 euro scontato. Però normale stavano tutti quanti 13-14 euro. Comunque bello abbondante. Però quanto costa il tuo piatto? Quanto è stato pagato dal chi l'ha preparato? Secondo te quanto sta, scusa? 1,50 euro. E quando se l'ha fatta la coppa? Allora Andrea, fammi sparire, come si dice a Napoli. Vai, c'è questo sughetto di questa allardiata qua dentro che fa paura. Con un bel pezzo di pane che ci hanno portato. Bello, spugnolo. Però prendi con l'altra mano il pane. Diciamo meglio di no. Ah, diciamo un morso sotto e sotto. Puoi farlo, bello. No Andrea, non lo posso fare. Bro, è pasta, No, non è pane, Andrea, questo è pane. Ah. Wow, clamoroso, hai visto? Quindi signori bisogna concludere questa 24 ore perché non è finita qui con la colazione. Loro continuano a mangiare il pane e io vado a dormire. Buonanotte! Buongiorno a tutti, sono le 11:16 di mattina, giorno seguente, dobbiamo continuare, anzi finire la nostra 24 ore in cui mangiamo solo pasta. Vi starete chiedendo perché sono già col giubbino e la tuta alle 11 di mattina per fare colazione? Che a casa non ho i riscaldamenti, signori, quindi per non morire di freddo dormo così. Oggi abbiamo una lettura da fare a colazione, ho già preparato tutto. Ovviamente non vi voglio ancora spoilerare quale tipo di pasta andiamo a mangiare oggi, con quale condimento, però vi posso dire che è veramente molto succulenta. Non ho mai fatto colazione ovviamente a prima mattina con la pasta. Vediamo un attimo se mi sentirò male. Ah, beata chi mi sposa. Da cavolo, faccio mettere pure la tovaglia. Sono proprio un uomo perfetto, l'uomo di casa. So mettere la tovaglia, so cucinare. Ci mi una chiave questa tovaglia, come l'ha già messa? So mettere il piatto a tavola, so mettere pure la pentola sopra la tovaglia. La tovaglia è messa una merda. Allora, stamattina con cosa faremo colazione? Orecchiette con i broccoli. Mamma mia, che spettacolo e che odorino che fuoriesce da dentro questa padellina. Ovviamente ragazzi, io essendo un genio, ieri sera non ho fatto mangiare tutto quanto alla mia famiglia, giuttata la prima orecchietta a terra. Mi ho detto conservatevi qualcosa per domani perché la mattina si mangia salato. Ma che duro. Ah, c'è pure un po' di guanciale. Vabbè, la pancetta, però diciamo che guanciale, dai. L'orecchietto con broccolo, voglio e tanta roba, Fatemi sapere se vi piace e scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il vostro piatto preferito. Il primo piatto, ovviamente. Vi faccio vedere un occhio da vicino e ovviamente partiremo proprio con Wurz sotto e sotto. Qualche spettacolo. Io sono sempre più convinto che i primi piatti soprattutto sono meglio il giorno dopo. Non lo so, toglietemi questa credenza dalla testa. Ma secondo me è così, ma fa paura. Mamma mia, guarda, se così faccio colazione sempre, ogni mattina così. Mamma mia. Ovviamente non è una cosa da replicare, non imitatemi, lo dico sempre. Io lo faccio per intrattenimento, per divertirci un po', ma non è una cosa che si mangia la pasta. Oh bella, consigliatemi nei commenti altre ricette da fare con i broccoli. So che ce ne stanno tante. Ma questo è top, Che bello piatto, guarda, mamma mia. La prima volta che faccio una challenge del genere, ne mangio per tutta la giornata la pasta. Ed è anche la prima volta che non comincio la 24 ore con la colazione. Se ci fate caso, tutte le 24 ore ho sempre cominciato dalla colazione. Stavolta no, perché mi viene l'idea di fare questo video quando già ero per strada. Quindi ho detto vai, o la va o la spacca. Lo metteva a fuoco. Orecchiette, broccoli e pancetta. Wow. Ultimo morso. Facciamo pure così, azzuppiamolo poco. 2 piatti. Ecco qua. Io vi dico che aspetto qui sotto nei commenti altri consigli in cui mi dite appunto quale tipo di 24 ore volete che faccia. Lo sapete, vi leggo sempre e cerco di accontentarvi. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Iwayu, ciao!